C'è grande fermento nel quartiere di San Vito che attendeva da anni l'apertura del centro prelievi. Ora, dopo che ognuno ha fatto la sua parte per arrivare a questo importante risultato, non resta che portare ancora pazienza per qualche giorno e poi il punto prelievi sarà finalmente a disposizione dei cittadini del popoloso quartiere. L'idea, partita da Stefania Pontarolo e fin da subito appoggiata da Rete Veneta, è stata portata avanti anche dal vicepresidente del Consiglio Veneto Nicola Finco e dall'assessore cittadino e sociale Mavi Zanata. Sono molto soddisfatta dell'apertura del centro prelievi di San Vito, è stato un percorso lungo, tortuoso, con parecchie difficoltà. Il sindaco mi ha dato fin da subito il mandato di aprire questo centro per agevolare le persone anziane e soprattutto le persone che non hanno la possibilità di recarsi in ospedale autonomamente. Un servizio che il quartiere e il territorio attendevano da molto tempo. Questo territorio chiedeva da anni questo servizio, è un servizio molto utile perché copre una zona altrimenti scoperta e con la sinergia e con l'aiuto di tutti siamo riusciti finalmente ad aprire questo centro.